grazie di essere qui con noi. Grazie. Ma io potevo dire di no. Ma infatti quando ho detto, ma a parte il fatto che non mi permetterei mai, ma ditemi se è possibile, ascoltando una cosa del genere, dire ho qualche perplessità. Io mi sono permesso di portare la buona novella di Fabrizio De André che ho comprato quando avevo 14 anni, cioè quando è uscito. Però purtroppo c'era la pessima abitudine di... No, giusto che vedano poi che sì. la copertina è praticamente la stessa, Sì. cosa che non succede quasi mai, non viene mai concesso. Però ci sono vari pensierini, cose adolescenziali. Vabbè, comunque. Purtroppo quando lo metto sul mio giradischi ormai sembra esserci passato sopra un trattore, perché l'ho ascoltato tante di quelle volte e poi avendo cambiato giradischi, puntine eccetera, succede. Ne ho poi la versione in CD, ma non è la stessa cosa, il disco in No, vinile. Ebbene avete fatto voi a volere fare si una fanno cosa... desiderare i vinili, Sì, però insomma quando però poi esistono, sono stati rilanciati. Allora Dori, che dire di questo lavoro? Che vogliamo dire? Che si può dire di questo lavoro? È un lavoro Ciccio, che non tu è che lo intanto... ascolti, cioè come è successo a me a Milano e mi ha portato in Sicilia, mi ha portato in giro per il mondo, ragazze, veramente. Complimenti, anche perché, a parte il fatto che il siciliano, come un po' il napoletano anche, sono gli idiomi più internazionali, più della lingua italiana, è vero, arrivano subito. E stranamente, fra l'altro, qual è il disco più popolare al mondo di Fabrizio? Croce de Mar. Quindi noi non ci rendiamo conto di questi valori, di questi patrimoni che abbiamo e che vanno salvaguardati. E quindi io vi ringrazio, Fabrizio è il primo a esserne felice. E questo che è successo questa sera su questo palco, io lo voglio dedicare ad un altro artista che tutti quanti amiamo tantissimo, che è Franco Battiato. E la buona novella questa sera la dedichiamo a lui. Grazie Dori, grazie. Perché io ho avuto modo di frequentarlo più volte e ne ricordo solo due. Uno a Milo proprio, dove lui stesso aveva organizzato un tributo a Fabrizio. E poi la famosa serata del Carlo Felici a Genova, dove lui non riesce a portare a termine la canzone. Perché poi, avendo scelto Amore che viene, amore che vai, e conclude dicendo io ti ho amato tanto, non ti ho amato mai, quel non ti ho amato mai non è riuscito a dirlo. Si è bloccato. E ogni volta che lo sento io mi commuovo ed è una cosa straordinaria. Sai Dori, persone, artisti di questo livello non possono che incontrarsi, amarsi, scambiarsi tributi a contributi anche quando uno dei due non c'è più, cioè non ci può essere invidia fra Battiato e De André, cioè siamo a livelli superiori alla media, per cui ma è un ambiente che io amo tantissimo in generale, ecco, diciamo, no? L'ambiente della musica lo trovo molto, molto sano, contrariamente a quello che si può pensare, ma soprattutto quando poi si parla di certi veramente livelli di cultura, se vogliamo, no? E di vita, di sentimenti. E loro sono, io mi ricordo la prima volta a Piazza Navona, dove fecero un concerto a favore Pannella, allora dei Radicali, del 75, esattamente. Io ho la locandina. Ed era praticamente sconosciuto ancora Franco, e quindi si è avvicinato a Fabrizio dicendo se poteva aprire il concerto, e Fabrizio ha detto benissimo e abbiamo scoperto lì un Franco Battiato inedito praticamente. Quindi il discorso è molto tu giustamente hai detto che il napoletano e il siciliano sono conosciuti moltissimo nel mondo, probabilmente più dell'italiano, ma Fabrizio fece una scelta coraggiosa facendo quell'album in genovese, proprio perché il genovese non aveva la diffusione e la conoscenza di questi altri idiomi locali, e paradossalmente forse lui non se l'aspettava che invece il successo che poi ebbe, poteva avere il timore di dire rimane una cosa confinata. Non quel successo,
tant'è vero che soprattutto i discografici non ci credevano, dicevano che sì. neanche a Genova ne avrebbe ma com'è venduto una che ti copia. viene in mente di fare una cosa del genere? Gliel'avranno detto magari, no? Prima. No, Diciamo, beh, magari tu puoi fare quello che stimolato, vuoi, però... ma sai, lui vedeva sempre avanti. Infatti poi dopo qualche anno c'è stata la world music, proprio era il recupero della musica etnica, volevo dire. E quindi lui ha anticipato questo movimento, perché era fatto così, lui vedeva un attimino, vedeva il domani. E poi, insomma. visti da lontano alcuni personaggi del mondo artistico, c'è sempre il timore e la diffidenza. Il nostro amico di Licata diceva: ci siamo andati nei camerini temendo di trovare una persona magari scontrosa, diffidente, eccetera. Io mi è capitato più volte di irrompere nei camerini, soprattutto dopo i concerti, perché prima non è giusto andare a disturbare l'artista, trovare una persona disponibile, curiosa, interessata alle cose. Ma il fatto che lui ha cominciato a fare i concerti proprio per questo motivo, per poter incontrare la gente, perché sarebbe stata proprio quello, sì, perché, linfa nuova per lui. Perché fare i dischi ti dà la misura di quanti dischi vendi, ma non hai l'immagine di chi sta ad ascoltarti. Ma lui stava ad ascoltare, infatti, le persone. E questa cosa poi tutti si aprivano, magari si scoprivano proprio l'ho raccontando. verificata con Franco Battiato, di cui molti amici e colleghi dicevano: no, una persona con cui non si può avere a che fare, è chiusa. Io sarà perché poi l'ho frequentato tantissimo negli anni, ma era uno divertente, raccontava barzellette. Molto, sì. Diciamo, sì. era un poco difficile andare a cena con lui perché aveva una dieta molto differente dalla mia. Usiamo questo termine. Cioè, lui è stato ospite anche a Santa Teresa di Gallura, dove noi andavamo in vacanza, no? Ed era un po' particolare. A parte il fatto che insomma io lo adoravo perché a lui il mondo andava stretto, cioè nel senso che non gli bastava, no? Tutto questo suo pensiero, ecco. Però era divertente perché un giorno che io ero un po' occupata, nel senso che la sera io buona padrona di casa dovevo preparare una cena dove c'era lui, ma c'erano anche altri ospiti, no, che venivano. E dico: ma guarda, vai con gli amici al mare, vai con loro, eccetera. Dopo un attimo me lo vedo tornare, dico: perché non... Dico, lì guarda, poi fra l'altro è riservato, ti fanno entrare, eccetera, eccetera. Vai con lui torna quasi subito, dico: ma come, non ci sei andato? Fa: no, ma non mi hanno riconosciuto. E quindi non l'ha fatto, ma non è vero, non ne aveva voglia evidentemente, ma era figurati se era questo il suo problema. Ma sì, ma col sorriso, certo, vuol dire, ma non mi hanno riconosciuto. Giunta, una cosa. Ti staccano bene sul bianco della camicia. Tra le mie mani stanno sfiorendo. Sono più sfiorita io sicuramente, questo è bellissimo. Volevo ringraziarti a nome mio, a nome di Edoardo, delle nostre meravigliose signore. Sì, guardate, se io avessi avuto una voce come voi, una bella voce come la vostra, io canterei ancora adesso, invece... no, è vero, avevo tutto un mondo in testa che poi non riuscivo a esprimere, questa è la verità. Ecco perché poi ho deciso così. Lo mettiamo vabbè, sì, ma è una cosa lì, quella è cosa che è venuta da sé. La copia numero 1 e la copia numero 2 di questa edizione speciale, una copia per Doria e una per la Fondazione De André, che ringraziamo con un applauso strepitoso. Ringraziamo anche Arnaldo, che ci è stato vicinissimo in tutto questo, e te per Arnaldo, soprattutto se posso. No, ma una copia speciale anche ad Arnaldo, ma anche a Michele, fratello di Franco Battiato, perché sapeva, Michele lo sa, Michele, che questa sera dedichiamo questa serata a Franco. Ma era appena tornato a Milano, lui viveva a Milano, fratello di Franco, e si era ricongiunto con la famiglia, con i figli, quindi dice adesso sì, no, però è felice di questa dedica, è felice insomma che lo ricordiamo, e vi saluta tanto.